per prima il Veneto, Paolo Pizzolato. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Pizzolato, grazie molte anche a lei. Sciopero generale oggi in tutta Italia e con cortei che hanno sfilato per le vie di tante città del Veneto. Migliaia di persone hanno partecipato alla protesta dopo l'arresto dei componenti della flottiglia. Pizzolato. Penso che la gente qui in Italia abbia iniziato a capire molto poco. Io certe volte mi scuso con i telespettatori, anche con voi all'interno dello studio, parlo sempre di ignoranza, ma lo vedo un paese proprio crescere nell'ambito dell'ignoranza. Noi abbiamo visto oggi delle persone scendere in piazza e bloccare mezzo paese, per carità, 1 milione, 2 milioni di persone, degli altri 58, siamo 60 milioni, gli altri 58 non interessava assolutamente nulla di quello che stava capitando. Per carità, c'è gente che è andata in piazza con lo stato d'animo perché serviva, perché volevano, perché erano compiaciuti di fare una manifestazione a favore di una cosa dove credevano, secondo loro credevano, ma non si sono resi conto che sono stati guidati da persone, Landini in prima persona, in seconda persona, quello che volete voi, che hanno voluto manifestare e contare in piazza, come succede solitamente, il numero di persone che andavano, il numero di persone che andavano a manifestare per cercare di vedere qual era il risultato che portavano nei confronti del governo. Perché quando si fa una manifestazione del tipo di queste giornate qui, si va sempre solamente per cercare di fare in maniera di contare quanta gente sono riusciti a portare in piazza, a costo di muovere pullman, di pagare la gente che viene in piazza. Questo è il motivo principale, per cui Landini della Palestina non gliene frega assolutamente nulla, per cui l'importante per lui era quello di portare in piazza persone, bloccare tutto quanto e fare in maniera di far vedere che riusciva a muovere un casino di gente. La manifestazione avrebbe avuto uno scopo, un senso, se io l'avessi fatta all'interno della città di Roma, dove avrei bloccato completamente Roma, che è la città che vive del terziario in assoluto in Italia, dove avrei manifestato sotto i balconi dove c'è il governo, dove avrei bloccato completamente i lavori del governo, allora sarebbe potuto servire qualcosa. Aver manifestato in questa maniera, dove sinceramente in qualche città qualche danno è successo e questa cosa non fa onore a chi è sceso in piazza o a chi si circonda di personaggi molto ambigui quando ci sono delle manifestazioni, e adopero il termine ambiguo per cercare di essere un buono, lascia molto a desiderare certi personaggi che frequentano queste manifestazioni. Purtroppo tanta gente ne ha risentito di questo sciopero, ma non per il fatto di essere solidali nei confronti dei palestinesi, che stanno subendo di tutto, dove sta succedendo di tutto, dove nessuno parla di quello che è capitato agli israeliani, dove ci fanno vedere tutte quelle cose lì, dove nessuno ci fa vedere il genocidio che accade in Congo da anni e anni e dove nessuno è mai sceso in piazza per il Congo o per l'Ucraina, come è stato detto prima, o per qualsiasi altro paese, per carità di Dio. Per cui è stata una manifestazione che ha portato in piazza persone che hanno sfilato anche a Venezia lungo un ponte, sono tornati indietro ed è finito tutto lì. Conclusione: da lunedì mattina non cambia assolutamente nulla ed è tutto come prima, solamente che la gente, Landini, è contento perché è riuscito a portare in piazza le persone. Domanda: io non ho mai visto un veneto scendere in piazza e manifestare dal 2017 per la nostra autonomia, dove 2/3 della popolazione aveva firmato ed era andato a firmare il referendum. Io non ho mai visto la gente venire in piazza perché io il primo del mese pago ai nostri pensionati 680 euro al mese di minima, vergognandomi di essere italiano. Io non ho mai visto gente che viene in piazza e che manifesta contro un'immigrazione o contro un 72% all'interno delle carceri di immigrati che ne fanno di tutti i colori, che picchiano le persone che accudiscono queste persone, che nessuna manifestazione per i poliziotti che vengono presi a manganellate da questi manifestanti. Per cui mi dico, serve veramente a qualcosa questa cosa qui, servirà a muovere un po' di stati d'animo, ma sicuramente al governo non interesserà nulla. Landini avrà fatto il suo bel figurone, ma guardate che da lunedì è tutto come prima, anche perché se Hamas non accetta quello che stanno cercando di fare non cambierà assolutamente nulla, per cui cosa è servita tutta questa cosa qui? Ci mancherebbe poi in ultima, e lì dubito di tutto quello che sta dicendo in giro in questo momento, che nella flottiglia fosse vero che non era carica di medicinali o di viveri come dice qualcuno, però lì per carità di Dio attendiamo anche noi di vedere effettivamente i risponsi, perché l'hanno detto gli israeliani, anche lì dobbiamo dubitare. Però dico agli italiani, servono queste cose quando stiamo peggio di tanti altri e all'interno di questo paese non viene mai fatta una manifestazione seria per quello di cui abbiamo bisogno. Ultima piccola parentesi, ieri sono usciti i dati Istat. Dal mese scorso abbiamo perso 57.000 posti di lavoro.
Prima parlavamo dell'America, nell'ultimo mese il 21,2% di export si è completamente bloccato. Esatto. Abbiamo nella zona del Trevigiano, tiene duro un po' il Vicentino, un calo di lavoro che è impressionante. Nel Padovano si sta bloccando tutto, ma qui non scendiamo in piazza per queste cose. Allora vorrò vedere un giorno, fra 5, 10, 15 anni, se sarò ancora vivo, quando scenderemo in piazza in Italia perché non abbiamo più soldi da spendere perché sta finendo tutto. Vorrò vedere se Landini sarà ancora vivo, se ci porta a manifestare o si ricorderà solamente della Palestina. Vedremo se qualcuno manifesterà per l'Italia o per il Veneto. Allora, grazie a Paolo Pizzolato e prima il Veneto. Allora, Paolo Pizzolato è un po' un barometro dell'economia del Veneto perché da tantissimi anni lavora con le banche, quindi tasta il polso dall'economia, vedendo direttamente giorno per giorno i risparmiatori. Pizzolato, come siamo messi adesso? Dicono sempre che io sia un pessimista oppure che parlo sempre in maniera pessimistica. E il problema è che è un paese fortemente indebitato e che andrà a indebitarsi ancora di più nel corso dei prossimi anni. Perché? Perché in questo momento, economicamente parlando, c'è una stasi impressionante. Abbiamo l'industria e sono mesi e mesi, 36 mesi, che non cresce assolutamente più. Ma c'è una cosa che sta accadendo in questo momento. Premesso che con i dazi ci siamo già stoppati dal mese scorso in meno 22,8% di export è iniziato già a esserci praticamente, c'è una cosa che sta venendo avanti. C'è la Cina che si sta incuneando in tutti quelli che sono i nostri prodotti che non riescono ad essere venduti. In questo momento la Cina ha bisogno di nuovi mercati, ha bisogno di cercare di fare in maniera, a causa dei dazi, di penetrare e sta penetrando in Europa come una lama d'acciaio. Se qualcuno ha visto in questo periodo alcune auto cinesi, alcune SUV cinesi, avrà trovato la sorpresa che sono fatti in una maniera eclatante. Io li ho visti di persona, sono andato a vederli, effettivamente a 10.000 euro in meno, 10-12.000 euro in meno, questi SUV cinesi sono veramente una cosa che non riesce assolutamente a contrastare rispetto a quelli che noi vediamo circolare solitamente, e questi saranno le auto del futuro. Se per caso avete visto i prezzi che fanno i cinesi relativamente a quello che sono confezioni, qualsiasi tipo di cosa, sono cose che sono fatte bene e riescono a incunearsi nel nostro mercato anche nel settore edile, nel settore tessile, soprattutto nel settore manifatturiero, e questa è una cosa che sta lentamente prendendo mano in Italia, dove il nostro artigianato, il nostro commercio sta sempre più andando giù. I negozi iniziano a essere quasi tutti nelle mani dei cinesi. Se venite a Mestre praticamente troverete un 50% di bar che è tutto nelle mani dei cinesi, e purtroppo questa cosa un po' alla volta la gente non si accorge, ma sta effettivamente mettendo mano all'economia, soprattutto quella veneta, se vogliamo parlare di Veneto, in una maniera eclatante. Poi ci sono i dati, quelli economici a livello nazionale, e lì in questo momento ho visto dati dell'Istat o dati che arrivano a noi in banca e anche cose che non sono state dette, perché logicamente certe volte il governo fa comodo non dirlo in televisione. Quello che accennavo prima, un vero 57.000 posti di lavoro nell'arco del mese scorso, e soprattutto una cosa che mi sono dimenticato di dire, il carrello della spesa. Il carrello della spesa ha subito un 14,1 di aumento, i prodotti freschi, la carne, le verdure, tutte quelle cose sono aumentati del 7,5%, mentre quello che continua a restare stupiti, e come abbiamo detto prima, come ho avuto l'occasione di dire anche prima col discorso della manifestazione, non si riesce di capire perché la gente non scende in piazza a causa degli stipendi che abbiamo. Abbiamo stipendi che sono diventati ridicoli, operai specializzati che prendono 1.200-1.300 euro al mese, quando il tedesco ne porta a casa 1.800, quelli che prendono 1.500 il tedesco porta a casa 2.000. Per quello, così come accadeva tanti anni fa, loro venivano in ferie in Italia a fare completamente tutto il mese e non le 2 settimane come facciamo noi. E poi l'ultima botta, l'ultima cosa che c'è stata quest'anno in Italia è il discorso del turismo, dell'annata turistica che è andata via. Non ne vuole parlare nessuno sentite che voglia dire un dato, che voglia dire un qualcosa. Abbiamo avuto 95 euro per i lettini in Salento in prima fila, che sono stati una cosa eclatante, ma soprattutto quello che c'è stato all'interno delle spiagge, c'è stato un abbandono, perché la gente inizia ad avere voglia di trovare meno gente possibile, un po' il caldo, un po' tutto quelli che sono gli aumenti dei costi, la gente si è riversata, chi in montagna, chi all'estero, e anche se dicono che le cose sono andate assolutamente bene, guardate che non vi dicono assolutamente la verità, e che i dati relativamente a quella che è stata la stagione in corso non sono andati così. E grazie a Paolo Pizzolato. Grazie prima a tutti il Veneto. e buonanotte. Grazie Pizzolato, Grazie a voi. grazie molte.